Maria, non piangere, se me ne va lontano. Ti scriverò una lettera per dirti che ti amo. Vedo laggiù fra gli alberi la bianca mia casetta. Vedo laggiù sull'uscio la mamma che m'aspetta. Mamma, papà, non piangere. Siamo conosciuti perché no, si andava a ballare, si andava a messa, a messa. Vi devo dire io e lei come ci siamo conosciuti. Avevamo le vacche, si mungeva e si portava il latte al caseificio e passava la vettura a raccogliere il latte. Allora io passavo dal suo dove stava Ello, Davanti alla porta in me. da Ello, e in più c'è una fontana. Allora mi ha detto, ero lì che lavavo il bidone per riempirlo, portava 16 litri di latte così dentro, non mi ricordo più. L'ho lavato e l'ho impiutello, mi fa, dice, e siete capaci di portarmi a casa sola voi questo bidone? Allora io gli ho detto, dico, invece di dir se sono capace, perché non me lo porti tu? E così, voilà, è come è cominciato. L'anno dopo, il 63 di luglio, è venuto in Italia e ad agosto ci siamo maritati e siamo giunti qui tutti e due. Voilà. Qui siamo la mattina, prima di andare in chiesa, che facciamo un rinfresco. C'est quoi le rinfresco? Il rinfresco è la mattina prima di andare in chiesa si serve i dolci, i salati, c'è i panini riempiti con vino, liquori, tutto quello che... Et tous les invités sont là ou tutti gli invitati, la famille? no, tutti gli invitati sono a questo rinfresco e dopo, finito il rinfresco, si va alla chiesa. D'accord. Bon, parce que la mairie, ça a été fait avant. La mairie è stata fatta avanti. D'accord. Qui c'è questo qui, il mio babbo, la zia Pasquina, il papà, io, la mia mamma. Bon, là c'est encore à l'église. Questo qui è vous deux alla avec chiesa les con i témoins. nostri testimoni. Questo qui è dove ci scambiamo gli anelli. Qui siamo per uscire dalla chiesa. Lassù E là, c'est quand tu io as remis le bouquet vado à a la mettere il vaso di fiori alla Madonna. Là, c'est tout le monde qui vous attend à la sortie de l'église pour jeter le riz. Qui quando si arriva in cima alla porta ci gettano il riso. Come on fait ici. Qui invece siamo Au lunch. al pranzo. Ah, d'accord. Dove? Et c'était où? Un peu Alla Motrona. Chez toi, là? Sì, tagliamo la torta degli sposi. Oui. Qui è un ripasto fatto di Comment on dit que c'est le ripasto, là? alla forchetta, cioè vuol dire che fate una minestra con i tortellini cotti in brodo, dopo c'è il lesso, c'è arrosto con patate, insalata. Et après, il y a le bal. E dopo, quando la sera abbiamo finito di mangiare, che è verso le 9:30, le 10, andiamo a ballare. Et après, vous êtes parti en voyage de noces? No, après siamo restati a casa Marchetti, a casa del babbo, per una settimana e poi io e papà siamo venuti in Corsica. Et bon, et comment tu as vécu ces premiers jours? I primi giorni sono stati duri, direi anche i primi 4-5 mesi, perché ne conoscevo la lingua, ne conoscevo le persone. Et puis ta famille te manquait aussi. E la mia famiglia mi mancava. Et quand tu es arrivé, tu pensais pouvoir rester toute ta vie en Corse ou tu t'es dit oh je vais rester quelques années puis je pense que je vais repartir? Quello lì bisognava che il papà decidesse lui se partire in Italia, ritornare in Italia al nostro paese o se lui restava a lavorare in Corsica perché era già 13 anni che lui era qui. E lui gli piaceva restare qui
E allora abbiamo deciso poi di restare qui a Guagno e papà ha sempre avuto il lavoro qui a Guagno e siamo sempre stati. Et là, tu t'étais commencé un peu Beh, là ho habitué. cominciato a essermi più abituata perché ho cominciato a conoscere le persone, mi hanno accolto molto bene, mi hanno sempre fatto sentire una persona come qui del paese, come una paesana, mi hanno rispettato, io ho rispettato loro e mi sono trovata bene e siamo sempre restati. Finalement, ça t'a... Sì, adesso tu aimes bien y aller en vado Italie, mais volentieri tu es in contente Italia, però sto volentieri qui dove è la mia famiglia. E con la donna parlemmo sempre in corso, qualche volta in patois della nostra regione, ma se no con mia figliola ora parlo francese, perché sono un po' studiato un po' tutte le lingue. Oui, mais c'est vrai que nous, Avec eux, on parle français. Bon, Voilà. on comprend l'italien, on le parle un petit peu et on comprend le dialecte de leur région. Mais, et entre nous, on parle français et avec eux aussi. Voilà. Mon père ne sait plus parler italien. Il fait un mélange entre l'italien, le dialecte, le corse. Donc, il s'est fait sa propre langue. Più che sono a l'aise a parlare a un corso. E torna a rivoltare, noi siamo gli scariolanti dell'idea che vanno a lavorare. Così che vi siete tranquilli, a pace del mondo. Torna a rivoltare, noi siamo gli scariolanti dell'idea